Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Anche nel Pordenonese oggi migliaia di studenti sono ritornati sui banchi di scuola. Parliamo naturalmente dei ragazzi delle superiori. Notevole l'aumento delle corse, dei bus e delle corriere che hanno garantito il ritorno in classe in sicurezza. Decine e decine di autobus e corriere hanno riportato a scuola alcune migliaia di studenti delle superiori del Friuli occidentale. Il piano di rientro, messo in campo da prefettura, comuni e ATAP, ha consentito il ritorno sui banchi in sicurezza, seppur al 50% sul fronte del trasporto pubblico. I mezzi, riempiti per la metà della loro capacità, hanno fatto la spola tra Pordenone, Sacile, Maniago, Spilimbergo, San Vito al Tagliamento e Cordenons, dove si trovano gli istituti superiori dell'ex provincia. Particolarmente intasata via interna a Pordenone, che sarà chiusa al traffico per 45 minuti dalle 13 ogni giorno all'uscita dei ragazzi. E quello l'asse con la maggior concentrazione di scuole superiori. Il rientro tuttavia è stato lineare, mascherina addosso, distanziamento dove possibile, e così le scuole hanno potuto riabbracciare i loro studenti. Mi sembra che la prova sia andata molto bene, non ci aspettavamo sinceramente anche un dispiego così imponente di mezzi di trasporto e quindi è tutto filato liscio. Speriamo che non sia una falsa partenza. È chiaro che non si può prevedere il futuro e che la certezza non c'è, però siamo pronti per stare loro vicino e anche per riprendere tutto il tempo perso, passato. Non è tempo perso perché la didattica è andata avanti, certo che la presenza è tutt'altra cosa. Un ritorno in presenza tanto atteso, considerato il fatto che i ragazzi erano alle prese con la didattica a distanza da oltre 3 mesi. Le classi sono state divise in 2 gruppi, questa settimana arriva la metà delle classi, la settimana successiva l'altra metà. Fin da dicembre ci siamo organizzati grazie alla massima disponibilità del prefetto di Pordenone con un tavolo che è stato aperto a tutti i dirigenti delle scuole superiori di Pordenone, quindi abbiamo trovato un accordo molto, secondo me molto valido, sia con i mezzi di trasporto che con la polizia municipale. E se all'interno degli istituti le misure di sicurezza sono ferree, la vera partita si giocherà nel pre e post scuola. Anche gli studenti sono chiamati a fare la loro parte. E il ritorno in classe è stato accolto con entusiasmo da alunni, professori e presidi. Siamo andati al Kennedy di Pordenone a sentire le loro voci. È una vittoria, è un primo passo e c'è comunque bisogno di stare attenti, però diciamo che comunque la scuola, il posto fisico è mancato, il ritorno sui banchi è comunque un grande traguardo, è molto importante e molto bello rivedere anche tutti i nostri compagni e poter riprendere le lezioni in presenza. Come è stata l'esperienza della didattica a distanza che in parte continua e in parte no, fortunatamente? È abbastanza pesante, però per i tempi che correvano utile, insomma, è stato un rimedio molto utile, molto valido e è stato gestito nel migliore dei modi, quindi penso sia stato comunque un traguardo anche quello. Li vediamo tutti mascherati, ma con l'entusiasmo di rivedere almeno la fascia oculare in presenza. Quanto le sono mancati gli studenti? Tantissimo, anche se devo dire la loro risposta in didattica a distanza è stata comunque molto positiva. È sicuramente diverso vedersi in presenza, anche per i prof che vedono le nostre facce, riescono più a capire se ci siamo oppure se abbiamo dei dubbi, perché comunque a distanza davanti alla fotocamera non c'è il contatto umano. E per evitare gli assembramenti sugli autobus da oggi c'è un'arma in più, è l'app Salisco di ATAP. In concomitanza con il ritorno a scuola in presenza degli studenti delle superiori, ATAP ha lanciato una nuova applicazione per ridurre al minimo i disagi dovuti al possibile sovraffollamento di alcune linee. Salisco, questo è il nome dell'app, consente infatti di segnalare la propria presenza in bus con largo anticipo e di conseguenza al gestore di conoscere il flusso di persone e trovare in tempi rapidi eventuali soluzioni in caso di notevole richiesta. Il funzionamento è rapido e intuitivo, si scarica l'app, disponibile sia su Google Play che su Apple Store, sul proprio smartphone, si crea un account inserendo la propria mail e si può subito cominciare ad operare. Al momento il servizio è abilitato esclusivamente su alcune linee. Un giorno prima della corsa selezionata il sistema invierà una notifica in cui sarà chiesta la conferma o meno della presenza. L'app, realizzata dalla società pordenonese Molo 17 con il partner Henshin Group, conta già 450 account registrati. Un'arma importante, secondo il presidente di ATAP Narciso Gaspardo, per migliorare il servizio in piena collaborazione tra la società e l'utenza.
Una notizia di cronaca: è mancato nelle scorse ore Onorino Pietrobon, l'ultimo reduce della nave Galilea, affondata da un siluro lanciato da un sommergibile inglese nel 1942 durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 17 gennaio scorso Pietrobon aveva compiuto 100 anni. I funerali, ha reso noto la sezione ANA di Pordenone, si svolgeranno giovedì 4 febbraio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Quirino. Pietrobon si era salvato dall'affondamento del piroscafo che dalla Grecia lo stava riportando in Italia assieme al battaglione Gemona. Era la notte del 28 marzo, quando la nave, con a bordo 1329 persone, si inabissò nelle acque dello Ionio. 1050 furono le vittime e solo 279 i superstiti, tra cui proprio Onorino Pietrobon, originario di Castelfranco Veneto. Cambiamo argomento: saranno effettuati mercoledì mattina i tamponi di massa a Tramonti di Sopra, comune dichiarato zona rossa dalla Regione. Test a quasi 200 persone, i contagiati sono 23 con 7 ricoveri, tra cui il sindaco Giacomo Urban. Le operazioni di screening di massa dell'unica zona rossa istituita in regione, Tramonti di Sopra, saranno effettuati nel paesino montano del Pordenonese mercoledì 3 febbraio a partire dalle 9. In totale 190 persone che saranno sottoposte al tampone, visto la situazione epidemiologica critica, con 23 positività accertate in comune, un dato che rispetto alla popolazione ha fatto scattare la segnalazione del Dipartimento di Prevenzione alla Regione, che è corsa ai ripari un paio di giorni fa sancendo la zona rossa per il capoluogo. Le borgate restano invece escluse. Tra i contagiati anche il sindaco Giacomo Urban, le cui condizioni di salute si sono aggravate e ieri sera è stato ricoverato in ospedale, così come altri 6 concittadini. A occuparsi della situazione c'è la vice sindaco Patrizia Del Zotto, che domenica ha firmato l'ordinanza con le limitazioni per la zona rossa e si sta occupando di organizzare l'allestimento dello screening in collaborazione con Regione, ASFO e Prefettura, con la quale oggi c'è stata una videoconferenza. Domani, fa sapere Del Zotto, ci sarà un sopralluogo dell'azienda sanitaria per definire luogo e modalità dei tamponi. Inoltre stiamo predisponendo l'elenco delle persone da sottoporre al test, conclude. Procedure che saranno del tutto simili a quelle svolte a novembre in Valcellina. Allora furono testati i residenti di Erto e Casso, Cimolais, Barcis, Clout e Andreis. E veniamo ora ai numeri del consueto report sul fronte coronavirus. Oggi in Friuli e Venezia Giulia, su 1408 tamponi molecolari effettuati, sono stati rilevati 80 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,68%. Sono inoltre 489 i test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 49 casi, 10%. I decessi registrati sono 24, i ricoveri nelle terapie intensive 61, mentre quelli in altri reparti ammontano a 593, numeri comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Da oggi il Friuli Venezia Giulia è ritornato in zona gialla e il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani fa appello alla responsabilità di tutti per non dover confrontarsi con nuove restrizioni ancora maggiori. Sentiamo le sue parole. Abbiamo passato l'esperienza delle zone arancioni, delle zone rosse, del lockdown. Essere ritornati in zona gialla è un privilegio la cui permanenza dipende esclusivamente da noi. Non è un libero a tutti, è un appello a convivere con il virus, a godere bene dei negozi aperti, dei bar aperti, dei ristoranti aperti. È un modo per aiutare queste attività a recuperare un po' di guadagno dopo mesi di perdite legate alla grandissima crisi economica conseguente alla pandemia. Ritroviamoci, abbiamo il gusto del convivio, dello stare insieme, delle relazioni, anche i ragazzi, immaginiamoci, l'euforia della giovinezza porta al diritto di stare insieme, ma anche a loro spetta il compito di essere responsabili perché magari non si contagiano, ma sono un potenziale veicolo di contagio. Sostanzialmente la possibilità di rimanere in zona gialla o di ambire addirittura alla zona bianca man mano che andranno avanti le vaccinazioni dipende esclusivamente da noi, perché l'alternativa è ritornare in zona arancione o in zona rossa. L'appello è a coloro i quali sono refrattari a queste regole, alla mascherina, ai distanziamenti, ai non ammassamenti, ai comportamenti che poi infastidiscono e, ripeto, creano anche delle psicosi. Cerchiamo di godere appieno di questa libertà. È un primo passo per raggiungere poi la libertà definitiva con un grande sospiro di sollievo. È partita oggi la lotteria degli scontrini che assegnerà premi in denaro a quanti effettueranno pagamenti elettronici. Nel primo giorno pochissimi codici presentati alle casse.
Pagamenti elettronici e dita incrociate. È partita oggi la lotteria degli scontrini, concorso a premi ideato dallo Stato nel pacchetto Italia Cashless per incentivare le transazioni digitali con carte e bancomat. Ogni euro speso diventa un biglietto virtuale, dopo aver richiesto un codice sull'apposito sito che poi va presentato al venditore, il quale deve essere abilitato. E i primi clienti con i codici si sono presentati oggi, seppur con il contagocce, alle casse. Ci sono stati già un paio di casi e ci hanno richiesto di passargli il loro codice e hanno partecipato al concorso. Basta schiacciare un tasto, si passa il codice del cliente e poi in automatico viene fuori nello scontrino. Prime estrazioni l'11 marzo, premi da 100.000 euro per l'estrazione mensile e da 25.000 euro a settimana, ma ci sarà anche un premio annuale da 5 milioni. Anche i commercianti, dove sono stati venduti i biglietti, saranno premiati. La speranza è che nei prossimi giorni l'iniziativa possa decollare. Attendiamo perché almeno per il momento, essendo comunque un lunedì, facile che un po' il rodaggio e un po' la giornata particolarmente tranquilla, non abbiamo avuto ancora riscontri, insomma, ecco. Secondo Ascom Pordenone al momento si è adeguato un negoziante su 2 in attesa dell'obbligo entro il 1 aprile. Aggiornare i dispositivi costa fino a 350 euro, non pochi in tempi di incassi magri causa pandemia. Non ci siamo ancora adeguati, ci sono costi e poi bisogna entrare in un meccanismo comunque tutto nuovo. Adesso in questa situazione qua non era il momento, era meglio aspettare. Faremo quello che possiamo fare, insomma, il possibile. Era questa la nostra ultima notizia per stasera. Dopo di noi Bianconero XXL condotto da Francesca Spangaro e Massimo Radina. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna domani alle 20:45. Grazie per essere stati con noi, buona serata.